Inizia l'insegna delle novità fra l'altro molto importanti, questo Asparagus 2009, ma la più bella novità è proprio la nomina del nuovo duca del Ducato friulano. Parliamo di Piero Villotta, personaggio giornalista di grandissimo spessore, ma anche di grandi conoscenze gastronomiche. Asparagus è ormai una kermesse dedicata al Friuli e dal Friuli a quelli che stanno vicino, che possono e che devono venire ad assaggiare queste meraviglie gastronomiche che questa regione nasconde. Le nasconde esattamente come l'asparago si nasconde dentro la terra fino a che non viene colto. Sono le virtù dei friulani che certamente non brillano al sole, ma sono piuttosto nascoste. Questa regione bisogna venirla a vedere, bisogna venirla ad assaggiare per capirla. I 6 ristoratori che anche quest'anno si sono presi l'incarico di portare al massimo, all'eccellenza questo prodotto, non sono che una parte della ristorazione friulana, una parte eccellente ma comunque una parte. Merita veramente, per tutti coloro che amano l'enogastronomia, merita veramente una visita in Friuli, perché una visita in Friuli ripaga di tante cose. Diciamo che comunque il Ducato gioca un ruolo importante anche nel promuovere un aspetto gastronomico e anche enologico friulano nel mondo, no? Sì, l'enologia friulana è a un grande bivio. Noi dobbiamo pensare che quest'anno sono avvenuti 2 fatti epocali, il Tokai che non si chiama più Tokai, che è friulano, e da un certo punto è anche una fortuna, perché non si parla soltanto di un vitigno ma si parla di una zona, si parla di Friuli nel nome, e dall'altro la zona DOC Prosecco è stata ampliata a tutto il Friuli Venezia Giulia. Questo significa che anche qui si potrà produrre Prosecco DOC. Questa è una grandissima novità che ancora non è stata capita appieno, ma che segna un nostro matrimonio con il Veneto, un fidanzamento già avvenuto nella zona di Lison, che è a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, e oggi continua con il Prosecco. Ritengo che queste 2 regioni abbiano tante cose da mettere in comune per essere tanto più forti tutte e 2. E io mi trovo perfettamente d'accordo con il Duca, perché Veneto e Friuli sono 2 regioni seconde a nessuno. Vicepresidente Ciriani, Asparagus riparte, questa nuova kermesse legata a questo ortaggio straordinario, ma soprattutto riparte anche perché lei fortemente ha voluto promuovere questo ortaggio che identifica tante peculiarità del territorio friulano. Sì, come sai bene Fabrizio, Asparagus è una delle manifestazioni storiche della promozione del nostro territorio, del Friuli Venezia Giulia. Devo ringraziare il Ducato dei Vini Friulano, peraltro per aver rilanciato con forza, anzi grazie naturalmente anche al nostro contributo, questa manifestazione. Parlare di asparagi è un pretesto in realtà per parlare di tante altre cose, di parlare di ristorazione di qualità, di ottimi ristoranti che partecipano a questa iniziativa, di ottimo vino, delle migliori cantine del Friuli Venezia Giulia, del rilancio del friulano dopo le lunghe peripezie legate alla vicenda del Tokai, ma significa parlare di Asparagus e di parlare di territorio, quello del Friuli Venezia Giulia, che si candida ad essere un territorio anche in chiave turistica che attira gente appassionata di cucina, di buon vino, di buon bere, che sa apprezzare la promozione enogastronomica di qualità. Quanto peso avrà, Vicepresidente, nel futuro della strategia friulana proprio il brand turistico enogastronomico? Beh, è fondamentale. La gente sempre di più si appassiona, come dicevo prima, al buon bere e al buon mangiare, cerca la qualità e cerca anche la novità. Il Friuli è una regione da scoprire, è una piccola regione che però è da scoprire come un tesoro nascosto. Noi crediamo che molta gente ancora non apprezzi perché non conosce il Friuli Venezia Giulia. La nostra scommessa è quella di far conoscere questa regione, perché poi ci si innamora, e quando si viene in Friuli Venezia Giulia la cosa più semplice è quella di cominciare a bere i nostri vini, ad apprezzare la nostra cucina. Io credo che Asparagus sia
un modo per far capire alla gente quanta qualità ci sia nella nostra regione, a partire proprio dal bere e dal mangiare. Direttore Di Giovanni, un'altra icona che va ad aggiungersi al grande programma che lei ha proposto insieme al suo staff per rilanciare il settore enogastronomico del Friuli Venezia Giulia. Enogastronomia è sicuramente un cluster importantissimo per la regione, fa parte della nostra strategia di promozione integrata, indubbiamente un fiore all'occhiello per noi, perché poi in questa regione, al di là di tutte le altre eccellenze che ci sono, si mangia e si beve molto bene. Lei adesso si è affiancato insieme a Michelangelo Boen e a Claudio Tognoni, due validi collaboratori che si stanno dando molto da fare. Beh sì, Michelangelo Boem è il responsabile proprio dell'area enogastronomica, pertanto lui ha la responsabilità sia nella definizione delle iniziative che ci interessa supportare, sia del budget relativo. Lo stesso per quanto riguarda Claudio Tognoni, che invece si occupa di tutta l'area della promozione e della commercializzazione, e con lui abbiamo invece impostato proprio recentemente tutto il discorso di Music and Live, che sono i concerti che noi sosteniamo durante il periodo estivo. Lui ormai è di casa in Friuli e non ha voluto mancare a questo appuntamento, anzi nel testimonial sto parlando di Gioacchino Bonsignore, direttore del TG5 Gusto, nonché corrispondente ovviamente anche del TG5. Beh, per me è sempre un grande onore venire da queste parti, è una grande serata anche all'insegna dell'italianità, no? Perché poi questo tipo di serate li ritroviamo spesso anche in tante altre regioni italiane e sono quelle cose che ci fanno anche ritrovare un po' l'orgoglio nazionale, no? Perché troviamo un po' il meglio del paese, anche in questo momento che può sembrare leggero, quello conviviale, quello della tavola. Cos'è che ti ha colpito sotto l'aspetto gastronomico anche un po' del Friuli? È una regione che è un vero e proprio scrigno pieno di tesori, quindi non vorrei fare l'elenco delle cose più buone o meno buone. Sicuramente quello che colpisce dal punto di vista enogastronomico, anche per un appassionato, per una persona che ha voglia di venire a fare un giro da queste parti, ha voglia di fare un weekend, di passare una settimana di vacanza, è il fatto che in un territorio così piccolo ci sono così tante cose. Ecco, credo che questo sia uno degli aspetti più affascinanti, più interessanti, perché è una regione dove tutto, parliamo appunto in questo caso dell'enogastronomia, è a portata di mano. Vuoi trovare una grande cantina, vuoi bere un grande vino, vuoi mangiare un grande piatto di carne, un grande piatto di verdure, un grande piatto di contorni, insomma c'è tutto ed è tutto molto vicino, in pochi chilometri si riesce a raggiungere grandissime eccellenze gastronomiche senza fare tanta fatica. Non è la stessa cosa in altre regioni italiane altrettanto valide, ma magari più grandi, più dispersive, più complicate, anche dove spesso a volte si rischia di imbattersi in qualche forma magari diciamo di contraffazione. Qua in Friuli credo che sia sostanzialmente, direi, impossibile. Lei è uno dei volti più famosi di Sky, conduttrice, anima e anche presentatrice di Alice, Casa Alice. Franca Rizzi, friulana, ma soprattutto, oltre ad essere molto brava, è anche una veterana per l'Asparagus. Sono cambiati i tempi, ma è rimasto sempre un evento sentito. Moltissimo, devo dire, perché veramente ogni volta c'è sempre tantissima gente che partecipa, quindi vuol dire che piace ancora tanto e la gente è molto attenta soprattutto alla cucina, perché poi in realtà questi sono i momenti in cui ti siedi a tavola e stai con delle persone che forse non vedi da un po' di tempo e sai quante cose da raccontare ci sono. E io adesso inverto i ruoli, perché quando vengo ospite da te tu mi chiedi le ricette, adesso io chiedo a te per la prima volta una ricetta che tu fai a casa tua all'asparago. Gli asparagi si prestano per tantissime cose, dai, da quelle più classiche, noi in Friuli abbiamo uova e asparagi, a quella anche del risotto, insomma, con gli asparagi, poi dipende sempre dal tipo di asparago. Noi qui in Friuli, sai, abbiamo quello bianco, no? L'asparago di Tavagnacco, quindi l'asparago bianco friulano è quello più delicato, quello che veramente si presta per tante cose. Adesso però mi stai prendendo in castagna perché non saprei darti una ricetta, perché poi si inventano anche al momento, no? In base, apri il frigorifero e dici, allora gli asparagi ci sono, cos'altro c'è? Dai, mettiamoli insieme e facciamo.
Bisogna riconoscere